Un sogno che sta pian piano diventando realtà. I lavori alla sede dell'Associazione Nazionale Alpini di Belluno nei locali della dismessa Caserma Tasso stanno procedendo a ritmo spedito. Inaugurato un anno fa lo stabile con gli uffici dell'associazione, ora si lavora sul secondo edificio, pronto a diventare il cuore pulsante della protezione civile del comune capoluogo. Un centro di coordinamento e di collegamento, essendo il logo vicino, in centro alla città, vicino alla prefettura, alla questura e tutto quanto, l'hanno individuato come un centro di coordinamento in un primo momento di eventi calamitosi. Qui troveranno spazio i magazzini della protezione civile, una sala per aggiornamento e riunioni del personale e una cucina in grado di preparare centinaia di piatti all'ora. In caso di calamità naturali, a ridosso dell'ex caserma nel Parco Città di Bologna, verrebbe infatti posizionato il campo di accoglienza e soccorso, con il rifornimento alimentare garantito appunto dalla cucina alpina. I lavori, portati avanti in autonomia dall'ANA, sono già costati oltre 150.000 euro, ma non un centesimo è stato chiesto agli iscritti. E il contributo in arrivo da Venezia permetterà ai bilanci alpini di tirare un po' il fiato. Sono riuscito in maniera difficile ma anche con soddisfazione a trovare 70.000 euro che servono per questa realtà. Un lavoro, quello della ricerca della sede prima, del centro di coordinamento poi, che ha visto l'impegno di un grande protagonista. Questo anche grazie alla caparbietà dell'allora presidente Arrigo Cadore, che si è dato da fare. Quasi 15 anni di battaglie culminate con la conquista della Tasso e proseguite con la ricerca di contributi per terminare i lavori. L'attività di Cadore non si è mai arrestata nemmeno dopo l'addio alla presidenza. Un alpino non può vedere i simboli dello Stato cadere a pezzi. Questa è anche una dimostrazione, una testimonianza che gli edifici che lo Stato non utilizza più, vedi caserme, vedi altri edifici, se date in mano delle persone che si impegnano, che lo fanno per la pubblica utilità, si possono recuperare e quindi il patrimonio dello Stato viene conservato ma soprattutto viene anche valorizzato.